la mia nutrizionista. Ti presento, caro Adriano, le specialità del nostro territorio, dai formaggi, dal pecorino, dai salumi San Costantino, di cui lo abbiamo qui, il proprietario del salumino San Costantino. Questa è coppa, ovviamente San Costantino, ricotta importata, i cartofini, le olive di Santa Margherita, la caponata di Santa Margherita, abbiamo il numero 1 degli impianti, si chiamano gli impianti, le polpette in croce, il pane fritto, gialla di cui la dottoressa Russo ne parlava ampiamente, va bene? Ricca, senti cosa dice, che è ricca di che cosa? Beta-carotene. Beta-carotene. Poi abbiamo il pane di casa. I grani antichi, in Tuminia, ma anche il Persasacchi. Anche il Persasacchi. Ecco. Io tanti E guardate quanti sapori questa sera al termine del convegno, noi, cibo e ambiente. Il couscous, questo l'abbiamo importato dal Marocco. Le nostre origini. Le originali. E poi la nostra frutta secca, le noci, le mandorle. Questi sono i veri piatti a chilometro zero. E allora resta che augurare a tutti una buona Augurare a cena. tutti buona cena e alla prossima. Grazie, un caro saluto.